Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, eh? Buongiorno a tutti, la conferenza, e quindi andiamo a sentire un pochino quali domande fantasmagoriche sono state fatte, quali risposte sono state date, e poi domani facciamo la simulazione, perché sapete quanto è importante. Cominciamo! Allora, mi passano poi tra l'altro nel gruppo Telegram la conferenza un pezzettino, anzi mi hanno passata tutta, ma me la devo rivedere. La conferenza di Ranieri, anche lei breve, non so quanti contenuti, ma c'è stato un passaggio di Ranieri che mi ha fatto impazzire. Benvenuto Marco Viscardi e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi chiedo, perché è la settimana del mio compleanno e quindi la partita cade nel mio compleanno, quindi vi chiedo, dobbiamo arrivare a 25.000 prima della fine dell'anno, abbiamo un mese, quindi vi iscrivete al canale. Queste sono le cose che dovete fare: vi iscrivete al canale, lasciate un like su questo video qua, vi iscrivete al canale Telegram che sta sotto in descrizione e mi seguite su tutti i social prima che bannino TikTok in America, perché a quanto pare lo fanno fuori e quindi non ci potrò essere più. Andiamo senza indugio a sentire Conte, a sentire, insomma, ve le leggo perché facciamo prima. La prima domanda è, al di là di tutte le cose, se è fiero di questo Napoli primo in classifica, o cosa deve fare il Napoli per farla essere fiero di questa squadra. E Conte, insomma, rigetta un pochino questa idea del primo in classifica, perché dice ci sono tante squadre e quindi è difficile dire essere fiero di essere primo in classifica, siamo talmente tanti e pochissimi punti. Classifica voi l'avete vista, cioè nel momento in cui una scivola, se scivola proprio tanto, quindi non pensiamo alla classifica. E Conte addirittura aggiunge: qualcuna magari stupisce della sua posizione, insomma, se ci sono squadre che nessuno si aspettava così vicino alla vetta, e insomma siamo alle solite. Il romantico rapporto, ovviamente si passa subito alle emozioni, e il rapporto di amicizia con Ranieri a livello romantico, insomma, chi rischia di più? E Conte dice: nessuno rischia, alla fine è una partita di pallone, chi rischia di che cosa? No, ma forse a livello sportivo, sì, vabbè, una partita, sono contento per lui, dice Conte. Ovviamente gli auguro il meglio, ma dopo questa partita qua, è una partita tosta sia per noi che per loro. E qua la solita sottolineatura che ci dobbiamo aspettare ad ogni partita: Conte avrà una frase per ogni squadra che può tenere alta la tensione del gruppo. E per la Roma è facile, loro sono arrivati davanti a noi, loro comunque sono in Europa League, e dice hanno fatto un ottimo mercato, e su questo io sono d'accordo, perché la Roma sul mercato si è mossa tanto e dei giocatori importanti sono arrivati. Poi c'è stato il caos societario, ci sono state delle scelte molto discutibili e noi conosciamo bene cosa significa affrontare una stagione dove le scelte societarie sono un po' per la quale, e quindi è giusto tenere alta la tensione, perché poi lo dirà Conte, perché l'effetto Ranieri eccetera eccetera. Questione VAR, lei ha sollevato, così poi se ne è parlato tanto e Conte ha il modo di approfondire questa cosa. Dice: ho fatto delle critiche sperando che possano essere delle critiche costruttive, cioè la domanda è: secondo lei può cambiare qualcosa anche nel breve termine? Conte dice: ho fatto delle critiche costruttive. Poi aggiunge molto spesso il signor Mariani. Però questa è un'eccezione, non facciamo a fila adesso. Una signora innamorata di Ancelotti non c'è? No. Guardate che Ancelotti è un bel manico, e lui insiste, dice: io avrei voluto vederlo andare al VAR, vederlo andare a rivedere il contatto. E qua ci fa l'aggiunta che dice: noi poi abbiamo sentito, il VAR dice c'è contatto e non aggiunge altro, e lui in questo caso vorrebbe che il signor Mariani vada a vedere. Poi ci aggiunge: poi può anche confermare la sua decisione, la va a rivedere, se la conferma io la accetto. What the fuck is that? No, I need to understand.
Insomma, in soldoni al signor Mariani serviva un aiuto migliore da parte del VAR. Noi l'abbiamo detto, ci stiamo concentrando su un problema sbagliato, perché non è il problema il VAR, non è intervenuto, il VAR è intervenuto, il VAR ha fatto il suo silent check e ha confermato la cosa in maniera molto superficiale, probabilmente avrebbe potuto approfondire di più, invece l'hanno liquidato, sì il contatto c'è, quindi rigore confermato. Ovviamente siamo alle solite. Tra l'altro Mariani punito, non punito, mandato in Serie B. Mariani è stato mandato al VAR, ma il problema non era Mariani, il problema è il VAR che era di Bello, la penna, insomma questa gente qua. Lobotka, il recupero di Lobotka, è una serie di frasi introduttive su Lobotka, alla fine quanto è importante Lobotka, e qua Conte un po' infastidito dice sì, ma alla fine noi abbiamo fatto 5 partite senza Lobotka, ne abbiamo vinte 3, poi abbiamo pareggiato a Milano, insomma, quindi Gilmour non ha fatto male, insomma si coccola, ha l'opportunità di coccolarsi un pochino Gilmour, che lui insomma apprezza moltissimo, e quindi è chiaro Lobotka è importante, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno nemmeno di chiederlo, ma lui è contento dell'apporto di Gilmour. Poi le condizioni di chi rientra un po' acciaccato dagli impegni della nazionale, si chiede di Lukaku, di McTominay e di Olivera. Dice Lukaku e McTominay si sono allenati senza problemi, quindi tutto ok. Olivera si è allenato ieri, si è allenato oggi, poi ci starà ancora domani, ci saranno ancora queste 48 ore, quindi si valuterà. Però a questo punto, visto che non ha citato il viaggio oceanico, non ha detto cose, vediamo perché la stanchezza di solito dopo queste partite, secondo me possiamo azzardare che stringeranno i denti e giocheranno tutti quelli che sono i titolarissimi che conosciamo. Andiamo a vedere. Il cambio allenatore, quindi questo passaggio a Ranieri, poi cosa comporta? Io qua è una domanda che avrei fatto onestamente proprio così, nel senso, questa è la domanda mia a Conte, Antonio, come si prepara una partita contro una squadra di cui non si sa niente perché non abbiamo immagini? Ti vai a studiare la Roma? Ti vai a studiare più l'ultimo Ranieri? Oppure come si prepara? E la risposta che vorrei in realtà Conte me l'ha data, perché dice l'input nervoso la squadra l'avrà perché Ranieri compatta tutto e lo sappiamo. Poi è un enigma tattico, giustamente, perché non sai, giocheranno a 4, giocheranno a 3 in difesa, questa poi è la cosa importante da sapere, come si schierano in fase difensiva. Poi si lascerà un po' alle iniziative individuali dei giocatori offensivi. Ranieri non è che sviluppa un gioco incredibile, si lascia un pochino alle iniziative. Di conseguenza la risposta che volevo da Conte è proprio quella: pensare a noi stessi. E approfondendo questa risposta è proprio prenditi la palla, Conte, decidi questa volta di avere tu il pallino del gioco, il possesso palla te lo smezzi, ma non puoi aspettare la Roma perché non sai cosa ti viene addosso. E quindi tieniti tu il pallone e crea loro il problema di difendersi in qualche modo, poi sempre con grande prudenza, sempre senza andare all'arma bianca lasciando praterie. Non è proprio roba di Antonio Conte e di questo Napoli, però tieni un pochino più la palla da creare problemi a loro senza contrapporsi a qualcosa che non sai. Quindi io mi aspetto dal Napoli dopodomani, almeno di partire forte, come sempre il Napoli, perché il Napoli decide sempre di partire forte, sia in pressione sia in attacco, partire forte in modo tale che quando vai magari in vantaggio, poi dopo studi come si sono messi e tu hai tutto il tempo, visto che leggi la partita, di sistemarti in base a come ti attacchi. Però sarebbe bene imporre la propria legge immediatamente, anche se è facile aspettarsi anche un periodo iniziale di studio, le squadre che si studiano, vedremo. Un po' più di spazio per Ngonghe, che si è comportato molto bene. Conte la risposta abbastanza classica: sta a loro mettermi in difficoltà. Ngonghe è cresciuto molto rispetto all'estate e bla bla bla, insomma, poca roba. Gli si ricorda ancora le parole di Marotta, che dice, quando Conte parla degli obiettivi precisi, e Conte dice io ringrazio il direttore, poi qualcuno gli dice ma che adesso è presidente, sì vabbè, ma per me è sempre direttore perché io così me lo ricordo come direttore, lo stimo eccetera eccetera. Siamo avversari in questo caso, nel senso che alla fine è come se dicesse tra le righe che abbiamo gli stessi obiettivi, cioè vincere, quindi si espone anche abbastanza Conte in questo caso, non è che si nasconde.
non ha detto l'Inter deve lottare per lo scudetto, noi no, siamo avversari in questo momento perché poi alla fine i nostri obiettivi possono coincidere, collidere, concimare, collidare, insomma metteteci un verbo che è più appropriato. Poi un'altra domanda insomma su Rrahmani e buongiorno sta migliorando, la solita risposta, sì, buongiorno sta migliorando molto, si spende su Rrahmani Conte dicendo è un soldato, è uno calibrato, è un computer, gli dici le cose subito le fa, erano frasi che Spalletti utilizzava per Kim. Io a Rrahmani mi prendo sempre la definizione del mio amico Angioletto, il difensore normale, ed è ottimo, un difensore normale con un partner forte e fai una bella coppia. Il difensore normale non deve strafare, non deve fare lanci in profondità di 50 metri, belli sul piede, non deve fare cose incredibili, però se arriva un pallone spiovente devi intervenire di testa, se ti arriva un avversario devi schermare fisicamente, e questo è quello che sta facendo Rrahmani quest'anno. Poi aggiunge anche Rafa Marin, sta lavorando molto, poi abbiamo anche Juan Jesus che è il veterano, li doveva dire perché fa parte della cosa comunicativa. Ma io ho una curiosità, chiede Titti Improta, vista l'amicizia con Ranieri, ma vi siete sentiti al telefono? Vabbè. Vi siete sentiti? Che vi siete detti? Ma avete salutato le rispettive mogli? Oppure così, la famiglia tutto a posto, ma a casa come va? Sora faceva infermiera, ha trovato lavoro? Cioè, veramente, Conte risponde, io una telefonata gliel'ho fatta. Altra domanda incomprensibile, la risposta del pubblico, le piace che la risposta del pubblico, aiutatemi, e basta, non dobbiamo deluderli, noi lavoriamo per loro, bla bla bla. Neres, i cross per Lukaku, più utilizzo per Neres, e qua si poteva andare nel profondo nello spiegare il Napoli che in attacco è un po' sterile, che fa meno gol di solito di tutta le esperienze di Conte nelle altre squadre, dobbiamo tirare di più, dobbiamo tirare meglio, dobbiamo probabilmente avvicinare altri giocatori a Lukaku, perché poi se sta isolato, sì, Lukaku non sta giocando bene, ma se sta isolato contro 3 difensori è anche difficile. Però la domanda, concentrandosi su Neres, ovviamente la risposta è: Neres è una risorsa, sta lavorando bene, sono contento di come si sta inserendo, ha avuto le sue opportunità, ne avrà di più, gli spezzoni eccetera eccetera. Quindi purtroppo la domanda poteva essere sviluppata meglio per avere una migliore risposta. Conte se ne esce così, senza rispondere nello specifico sulla fase offensiva del Napoli. E poi si arriva a un mini dissing molto gustoso nei confronti di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss mette sul piatto la questione Meret ritornando al tiro di Çalhanoğlu e Meret, quindi se Meret avrebbe potuto fare qualcosa di più, lei come cosa la pensa, è soddisfatto, non è soddisfatto, e Conte dice: a me mi dispiace che questa domanda deve arrivare, poi le domande specifiche sui calciatori non mi sembra il caso. Meret è il nostro portiere, poi c'è Elia Caprile, non Elia, Elia Caprile dietro, e se poi cercate il pelo nell'uovo proprio per mettere delle difficoltà e andare nel creare una difficoltà che magari non c'è, mi dispiace che venga proprio da Radio Kiss Kiss Napoli, no? Dovrebbe essere andare col Napoli, una radio per il Napoli, e non destabilizzare. Tra l'altro in questi giorni abbiamo visto insomma De Maggio con molta fantasia dire che Marotta vorrebbe portare Meret all'Inter, quando quelli hanno Sommer e hanno speso pure una cifra per prendere Martinez, il suo secondo, e piano piano prenderà a piede Martinez. Così spiegatemi che significherebbe Meret all'Inter, una cosa inspiegabile, a meno che non sono cose di Pastorello chiare e limpide per dire guardate che c'è la cosa, facciamo il contratto. Siamo veramente alla più spicciola bieca tattica di calciomercato, e sotto a queste cose di De Maggio chiarirlo subito, è una fake news certificata. Poi oggi pure dice continuano i dissing, dice un noto opinionista napoletano ha detto che si parlava del secondo scudetto del Napoli, dove il Napoli aveva un peso politico e ce l'aveva, e invece risponde Carlo Alvino che bisogna togliere il vino da mezzo, che di giorno non si deve bere. Insomma, queste schermaglie veramente puerili delle radio napoletane. Io
la questione Meret la affronto da 4 anni proprio in maniera molto molto semplice. Meret gioca bene, bravo Meret. Meret non convince, Meret avrebbe potuto far meglio, punto e basta, senza creare quella discussione in città che ti deve portare per forza. Meret gioca bene, benissimo, dovete chiedermi scusa perché io ho detto che è più forte di Zoff. Meret gioca male, è un cesso, non si può andare avanti con Meret. Poi alla fine Meret ha vinto lo scudetto con Meret in porta, con Meret abbiamo perso dei punti perché ci sono state delle papere eccetera eccetera. Non è meglio passare partita per partita sapendo che Meret non è un campione ma non è l'ultimo dei portieri di Serie A? Penso sia meglio, è più facile per tutti. E invece no, volete fare l'opinione divisiva, volete creare quella problematica così, e quando create una problematica così a un portiere non è il massimo. Io ricordo quando andavo allo stadio e c'era Pino Taglialatela in porta e il Napoli andava male, Taglialatela pigliava 20 tiri a partita e quando ne prendeva tanti alle volte si esaltava e faceva delle bellissime parate, ma prima di cominciare la partita Pino, olè olè olè, perché si deve esaltare il portiere che è un ruolo assurdo, perché sei solo, c'hai la solitudine, tutto passa da te, se tu fai un'ottima partita, fai 40 parate e poi ne sbagli una, è colpa tua, quindi il portiere uno se lo dovrebbe... più coccolare che non criticare a prescindere. Poi quando gioca male, quando fa un errore, si dice nell'analisi delle cose. Quindi fa bene Conte a dire così, perché almeno non creiamoci problemi. Ci sono dei problemi nel Napoli, il Napoli non è perfetto, ma non creiamoceli in casa. Di conseguenza poco altro, amici bellini, siamo contenti che sia finita questa cosa. Mettete le formazioni del fantacalcio, state in campana perché si ricomincia alla grande. Io vi ricordo di lasciare un like su questo video e fare tutte le cose, di seguirmi su tutti i social come regalo mio di compleanno, e vediamo di dare un'accelerata ai 25.000, che è un numero tondo bellissimo e che mi dà grande soddisfazione. E anche i vostri messaggi in privato, quando voi siete molto carini e mi dite delle parole speciali, io li apprezzo tantissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ci vediamo domani. Ci vediamo domani.